Grazie di essere qui, un buongiorno a tutti, anche ai cittadini che ci ascoltano. So che ci sono molte dirette, quindi cercherò di essere molto breve, sintetico e dare le informazioni. Ma ci siete o non ci siete? Dicevo, cercherò di dare informazioni oggi rispetto a un paio di argomenti. Allora, i dati intanto di giornata del bollettino del mattino sono di 2.473 persone positive, 498 ricoverati in area non critica, comunque 498 persone ricoverate, 156 in terapia intensiva, sono 20 più di ieri sera, dimessi 130, decessi 69. Allora, rispetto ai nostri modelli, purtroppo i modelli, come si può dire, vengono confermati giorno dopo giorno. Devo fare i miei complimenti a quelli che stanno facendo i modelli previsionali, perché posso dirvi che saremo anche nelle condizioni di dirvi il giorno prima quanti malati in terapia intensiva avremo il giorno dopo, e quindi questo dà anche una dimensione della professionalità con la quale è stata ed è seguita questa vicenda. Il tema delle restrizioni funziona fino a un certo punto, non bastano perché sicuramente c'è stato un grande impegno, molti cittadini sono rimasti a casa, sicuramente la sera è indubbio che ci siano tutti i cittadini in isolamento, che restino a casa, però è pur vero che ieri abbiamo avuto molti casi di passeggiate collettive iniziate in solitaria, della serie esco a fare due passi, tanto sono da solo, e poi ci siamo ritrovati con tutti i passeggi piuttosto che i parchi o le piste ciclabili piene di gente. Se i veneti sono convinti che questo è il sistema per fare l'isolamento, si sbagliano. Si sbagliano perché 156 persone in terapia intensiva in questo momento hanno un tubo in bocca. E se non lo avete ancora capito, se non lavoriamo in squadra tutti assieme, finisce che molte altre persone andranno in terapia intensiva. Guardate che noi abbiamo proiezioni da 400, 500, 600 persone contemporaneamente in terapia intensiva. Ho l'impressione che ci sia molto anche fai da te. Allora, siccome i veneti sono persone responsabili, sono persone che seguono e rispettano le regole, vorrei ricordare a tutti i veneti che quando si dice restate a casa, non è che ci sono poi le varianti sul tema perché restare a casa sì, ma l'aria che respiro a casa è come l'aria che respiro fuori, che è più pulita, tanto sono da solo, o magari i bambini li metto a giocare con quelli del vicino di casa, oppure faccio una cena con i vicini, tanto respiriamo la stessa aria dello stesso condominio. No, restare a casa vuol dire che i nuclei familiari debbono restare in isolamento. Punto. Perché i nuclei familiari? Perché necessariamente abbiamo i nuclei familiari e non possiamo prevedere o provvedere che addirittura ci sia l'isolamento individuale delle persone, questo per ovvi motivi, no? Il nucleo familiare è la cellula minima vitale della comunità. Per cui io sono assolutamente favorevole e chiederò al governo di inasprire ancora di più. Sto già verificando se si possono fare delle ordinanze. Diciamo che il decreto non ci dà tanto spazio, no? C'è qualche collega che è già stato minacciato di sequestro di persone o altre robe, perché se tu fai ordinanze troppo restrittive qualcuno poi vede lesa la sua libertà. Però in un momento come questo la tua libertà finisce dove inizia la mia. La tua libertà finisce dove inizia quella del tuo vicino di casa. La tua libertà finisce dove inizia quella degli altri. E qui la libertà è quella di restare sani, restare in vita, non ammalarsi. È fondamentale che continuiamo a insistere su questo fronte. Quindi, se volete, la mia personale opinione sarà quella di chiedere che si inasprisca ancora di più. Abbiamo capito che l'attività fisica all'aperto, che è stata considerata, diciamo, come una valvola di sfogo, perché ci rendiamo conto del sacrificio che facciamo tutti noi, ma non è che lo fanno per me
per i miei assessori o per qualcun altro, lo facciamo per noi stessi questo sacrificio, che sia chiaro, no? Abbiamo capito che anche quella valvola di sfogo è una valvola che non funziona, perché la corsetta del footing fatto alla fine dà a tutti l'alibi e la giustificazione di uscire per poi fare, guardate, io sono uno che va a correre e fa attività fisica per i campi, cioè io non ci vado più, ma non ci vado più, potrei sapere anche dei percorsi dove non trovo nessuno, ma non ci vado più perché penso che sia fondamentale dare l'esempio. E penso che noi abbiamo tutti la responsabilità. A questo punto mi ha scritto una podista che fa le ultramaratone, mi ha detto guardi, faccia un appello, me l'ho scritto ieri, così non può funzionare. Io sono un atleta che fa le ultramaratone, lo faccio di mestiere, le dico che io non mi alleno più. Quel po' che faccio lo faccio in casa a corpo libero, faccio le mie attività, ma non esco di casa per allenarmi. E allora, se questi sono gli appelli dei professionisti, penso che a noi che siamo quelli del sabato e della domenica non è che ci casca il mondo addosso se saltiamo qualche weekend di corsette fuori o quant'altro. In generale vi dico che su questo fronte noi continueremo a lavorare. Vi ricordo che il decreto scade il 25 marzo, quindi siamo alla prossima settimana e quindi prima della prossima settimana tenteremo di tenere vive le interlocuzioni col governo proprio per chiedere comunque da parte nostra ancora più restrizioni. Lo chiediamo non perché abbiamo, come si può dire, la volontà di essere dei persecutori o siamo dei sadici e vogliamo limitare la libertà dei cittadini, ma perché sappiamo quale sarebbe la prospettiva o sarà la prospettiva nelle nostre terapie intensive e nei nostri ospedali. Ho letto di qualcuno che oggi inizia a scriverci che stiamo sbagliando tutto, che gli inglesi hanno capito tutto. Vi invito solo di attendere la fine e vedere i bilanci. Noi abbiamo 63 morti, rimboccandoci le maniche, facendo di tutto per evitare. Non voglio neanche pensare, puntando alla teoria dell'immunità di gregge, che vuol dire che quando il gregge è immune, ha formato gli anticorpi, vuol dire che tu aspetti sulle porte dell'ospedale tutti quelli che ti arrivano, a prescindere. Gli inglesi organizzano le maratone. Secondo me è sbagliato. Se c'è qualcuno che pensa che questi siano i bei segnali, alla fine faremo la conta dei decessi e faremo anche la conta di che strascichi lascia questa malattia. Voglio ricordarvi che oltretutto si esce vivi molto spesso, ma si esce con insufficienza renale, si esce con danni neurologici, quindi non stiamo parlando di una passeggiata o di un'influenza. Chiuso questo, vi dico che noi abbiamo in questo momento più o meno quasi 7.000 persone in isolamento fiduciario. Questo è l'esito dei tamponi, per capirci. Cioè nel momento in cui facciamo il tampone, becchiamo il positivo, facciamo gli isolamenti fiduciari e quindi ne abbiamo 7.000. È un grosso lavoro, vogliamo implementare. Vi dico già, vi do una prima informazione sui tamponi, che la capacità attuale di oggi è di 3.210 tamponi al giorno, più o meno, 3.200-3.300. Noi pensiamo adesso con il nuovo progetto che vogliamo fare che le microbiologie del Veneto ne facciano almeno 11.000 al giorno, cioè moltiplichiamo di molto. A queste si aggiungono le attività del professor Crisanti, che ovviamente vanno secondo altri canali scientifici, che sono quelle anche più random, più on the road, come ho detto, e quindi abbiamo la parte della clinica microbiologica del Veneto, dei nostri ospedali, che ne farà almeno 11.300, 12.000. E poi avremo i famosi 10.000 campioni, ci dice il professor Crisanti, che saranno quelli a corredo per isolare eventuali focolai. Alle microbiologie del Veneto, ai direttori generali che sentiamo tutti i giorni in videoconferenza, li vediamo con l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacci, abbiamo già detto già da ieri di predisporre i tamponi con priorità partendo dal personale, quindi personale sanitario a tappeto, case di riposo a tappeto, medici di base a tappeto e dopodiché nella priorità tutti quelli che hanno sintomi, e quindi capite che non è che vuol dire che in un istante siamo in grado di coprire tutto questo fronte, perché solo i dipendenti sono 54.000 in Veneto.
Però voglio dirvi che questa è la filosofia, che nel giro penso una settimana siamo già a regime col tema dei tamponi sui dipendenti, le case di riposo, i medici di base, che sono 5.000, quanti sono? 3.150 medici di base, e poi ovviamente cominciare ad implementare sempre di più la risposta al non, diciamo, a colui che ha i sintomi ma ancora in teoria dovrebbe attendere il periodo di osservazione. Questo perché più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. Fino ad ora abbiamo fatto 35.000 tamponi, noi sapete che siamo le superstar del tampone, ci daranno un premio alla fine, e dei 35.000 ne abbiamo avuti 31.135 negativi, quindi vuol dire che facciamo un'attività veramente di scouting e di ricerca, perché su 35.000 31.135 negativi e il resto abbiamo positività o parte da approfondire, diciamo. Comunque 31.000 erotti sono negativi. Detto questo vi dico che col progetto... Ah, non me lo diciamo un altro giorno, cioè, perché ho visto che sono altri dati, grazie. Allora, detto questo, vi dico che la partita dei tamponi è una partita per noi irrinunciabile. Mi spiace che ci sia qualcuno che dice che stiamo sbagliando tutto, ma noi sinceramente ce ne strafreghiamo. Potete scrivere questa parola se fate gli articoli o le mandate in video, perché sono gli stessi che dicevano che le mascherine non servono, sono gli stessi che non ci hanno detto che questa emergenza prevede il warning totale per i respiratori meccanici, sono gli stessi che non ci hanno mai detto che questi pazienti assorbono 40 volte, 20 volte di più l'ossigeno rispetto a un paziente normale in terapia intensiva e che quindi abbiamo il problema del congelamento dei tubi e delle condotte dell'ossigeno negli ospedali. Sono gli stessi che non ci hanno detto fin da subito che la razione K per affrontare questa emergenza era rappresentata da respiratori, mascherine e ossigeno. Quindi capite, io capisco che tutti parlano dell'OMS, io il signor OMS non l'ho mai visto qua in trincea. Allora leggiamo bene tutte le carte del signor OMS, siamo rispettosi delle istituzioni, ma dalle nostre parti si dice che scarpe grosse e cervello fino. Noi andiamo avanti con i tamponi cercando di dar modo ai cittadini per quanto possibile di metterli in sicurezza. Domande, ragazzi? Prego, ne facciamo poche perché oggi abbiamo fretta, poi vi lascio gli assessori. Presidente, oggi il governo dovrebbe approvare questo decreto che tu ben conosci perché vi sentite tutto il giorno. Ci ho sentito Speranza anche prima che Renzi. Sei in contatto quotidiano. E ci sono degli aspetti di questo decreto, penso per esempio alla possibilità di requisire strutture private e assunzioni straordinarie, insomma ci sono ospedali da campo, degli aspetti di questo decreto che possono interessarvi? Sì, ce ne sono. Beh, intanto la requisizione delle strutture è già prevista dal decreto passato, quello ultimo fatto, quello. In questo decreto ci sono due aspetti sui quali noi abbiamo insistito e lavorato, insistito brutto termine perché comunque abbiamo lavorato, perché non abbiamo dovuto insistere, che sono rappresentati il primo dal tutto il tema dei dispositivi di protezione, che al di là dell'aspetto medico e clinico c'è quello del popolo, e il popolo va aiutato per metterlo in protezione. E ragazzi, mascherine non ce ne sono. Ieri sera noi avevamo in mano una partita, ve lo posso dire, abbiamo lavorato, se guardate, io su Instagram ho scritto fino alle 3 di questa notte, vi posso far vedere. Abbiamo lavorato pensando di avere in mano, ce l'avevamo, una partita di 3 milioni di F3, PFF3, cioè le top, 3 milioni di pezzi. Adesso arrivano notizie che dalla Cina è tutto bloccato nelle esportazioni, non si capisce, c'è il mondo intero. Quando voi nei vostri articoli, nei vostri servizi presentate il mondo con i famosi pallini rossi con le infezioni, ormai vedete che il mondo si sta colorando di rosso. Prima c'era qualche focolaio e quindi immaginate che dove vedete un pallino c'è un'istituzione o un paese che chiede forniture. Stiamo andando avanti bene col discorso dei respiratori. Abbiamo un buon canale e sono fiducioso perché stanno iniziando a consegnare, però sul fronte quindi dispositivi, ok, c'è una norma, spero venga ripresa, questo ci permetterebbe di lasciare libera iniziativa ai nostri imprenditori che vogliono costruire
guardate, io farò un giorno, organizzerò una mostra di quanta creatività ci sia in Veneto rispetto alle mascherine. Oggi c'è arrivata l'ultima che è da Star Trek addirittura. E dall'altro c'è un'altra norma che io caldeggio, che è quella della fiscalità. Allora, noi da un lato abbiamo necessità di comprare merci, scusate, non fiscalità, delle garanzie. Dall'altro noi non siamo come un'azienda che può emettere lettere di credito e dire a chi ci vende la roba dall'altra parte del mondo stai tranquillo perché c'è una banca, c'è la lettera. Quindi so che nel decreto si cerca di affrontare anche questo sistema in maniera tale che quando troviamo la fornitura la riusciamo a comprare, perché in questo momento ce le soffiano perché vogliono il pagamento del 100% dell'importo prima, al momento della conferma dell'ordine, e tu dall'altra parte non sai se c'hai uno serio o uno che ti manda gli scatoloni vuoti, come è già accaduto in giro per l'Italia. Per cui il decreto dovrebbe aiutarci anche su questo fronte. Prego. No, guardi, allora rispetto a quella produzione, che non è l'unica, perché sono tanti imprenditori che si stanno attrezzando per produrre anche forme alternative di protezione, e dovrebbe esserci dentro in questo decreto. Però il tema qual è? Il tema è che poi lì su quel fronte stanno facendo delle prove, l'idea è innovativa, però il problema è il materiale, perché alcuni materiali vanno bene ma sono meno filtranti, altri vanno bene ma sono meno filtranti, altri vanno male, vanno male da un punto di vista di applicazione, però sarebbero molto filtranti. È proprio un problema di materiali. Se su quel fronte si trova il materiale giusto, diciamo che possiamo andare in distribuzione. Noi stiamo provando dei dispositivi, però ci vuole il materiale giusto. Sul decreto sì, rispetto ai materiali abbiamo fatto un incontro anche stamattina, ma ancora non ci siamo. Però devo dire che Franceschi sta facendo un lavoro strepitoso con i suoi, il signor Franceschi, il proprietario, perché comunque anche ieri, l'altro ieri, H24 stanno facendo prove. Vogliamo mettere nelle condizioni di avere i veneti almeno protetti da un dispositivo usa e getta, questa è la nostra idea. Un'idea ve la do subito, secondo me vanno chiusi, prima vanno chiusi i centri commerciali e le rivendite la domenica, tanto per cominciare. 2, l'altro aspetto fondamentale secondo me va chiarita questa storia delle passeggiate, cioè la passeggiata non è un delitto, i cittadini li capisco fino in fondo, ma se la passeggiata diventa una marcia involontaria di gruppo, i cittadini devono capire che nonostante la distanza di 1 metro, se si crea un contingente di persone che cammina a tutta distanza di 1 metro, lì c'è un aerosol di virus, basta che uno ce l'abbia, sia un asintomatico positivo, che sta in perfetta forma fisica, che non si ammalerà mai, ma che mi contagia tutti quelli che passano su quel passeggio, su quella pista ciclabile o su quel percorso di campagna. Questi sono solo 2 esempi, però per me i centri commerciali e le rivendite la domenica vanno chiuse, insomma, siamo nati, siamo cresciuti con i negozi chiusi la domenica, Cioè adesso non venga fuori che bisogna avere il negozio aperto la domenica. Andate in Germania in tempi di pace, la Germania comunque li chiude in maniera assolutamente molto anticipata i negozi il fine settimana. Prego. Antivirali, se posso, c'è qualche novità? No. Vari studi Antivirali, allora, il vaccino non se ne parla ancora, lo stanno sperimentando. Noi stiamo sperimentando, siamo tra gli unici, tra i pochissimi a sperimentare questi, diciamo, farmaci che potrebbero avere effetto su questo virus, da quello per l'artrite reumatoide ad altri farmaci. Adesso c'è anche l'incontro con la delegazione cinese che porterà magari le sue visioni e i suoi ragionamenti, ma i farmaci sono quelli, insomma, quelli che stanno sperimentando. Presidente, chiarissima è la proposta sui centri commerciali, non ho capito bene sul discorso degli spazi aperti. Bisogna stare a casa. Ormai abbiamo capito che l'unica soluzione è stare a casa. Tu li vieteresti proprio le passeggiate? Sì. Quindi servirebbero controlli ovunque perché... Beh no, guardate, i veneti sono persone per bene, non hanno bisogno di controlli. È che nel momento in cui hanno ragione anche loro, nel decreto, e noi diamo come indicazione che si può andare fuori all'aria aperta per fare
per fare la corsetta o per fare una passeggiata, e ci sta, ma bisogna che non si crei l'effetto gregge, no? Che poi non ti ritrovi che tutta la città si riversa nell'unico passeggio che c'è, ed è esattamente quello che è accaduto. La Restera a Treviso non era vuota, e penso che neanche i passeggi padovani, piuttosto che sui colli iberici o quant'altro. Le foto le abbiamo viste tutti. Io non mi sento di dar colpa ai cittadini, a questo punto bisogna correggere il tiro. Il sindaco di Treviso si è arrabbiato, Non lo so, non ho letto. ha fatto un video, ha detto state a casa. Non ho letto. Altro? Una domanda se si può. Poi, sì. Mi sembra che in questo momento la Regione stia affrontando l'emergenza con risorse esclusivamente proprie. Certo. Al di là di quello che è previsto, ma per adesso ogni centesimo investito l'avete rivisto. C'è un'idea di l'entità di questa spesa straordinaria? No. Guardate, cioè, noi andiamo avanti investendo, comprando attrezzature e mettendo al primo posto la salute dei veneti. Alla fine faremo un bilancio. C'è anche da dire una cosa su questo fronte: voglio ringraziare tutti coloro che donano, tutti coloro che partono con nuove iniziative. Deve registrare? Con nuove iniziative per raccogliere fondi. Tanti sono ragazzi giovani, veramente un grazie di cuore ai giovani. Però vi ricordo che poi c'è un conto ufficiale della Regione, che magari oggi, Carlo, diffonderemo nuovamente, che è il conto che poi noi dedichiamo all'acquisto dei respiratori meccanici, per capirci. E quindi ringrazio tutti quelli che donano. Anche ieri ho parlato di un imprenditore, ha versato 500.000 euro, un altro imprenditore ne sta versando 1 milione di euro, ma fanno bene anche coloro che versano 1 euro, e li ringrazio tutti in maniera uguale. Volevo chiedere una cosa, ieri è uscita questo discorso sui tamponi di massa nei supermercati, eccetera, ancora non abbiamo... No, quello è un progetto con il professor Crisanti, ma è ovviamente a campione. Vi ricordo che i veneti sono 5 milioni di tamponi, impossibile farlo. Quindi già inizierà in questi giorni, no? Bah, io spero che si riesca verso fine settimana a fare dei campioni, perché poi ci sono anche temi di autorizzazione, perché ci vuole il consenso anche per fare tutte queste partite. Prego. Altre domande? Io vorrei chiedere un chiarimento per quanto riguarda la sanificazione su strada. C'è qualcuno che inizia ad avere qualche tipo di timore, paura, serve sanificare? Abbiamo dato indicazione con una lettera mandata. Ma cosa si deve fare? Ah? No, non capivo. Stavo dicendo che abbiamo dato ieri una lettera mandata ai servizi di igiene nostri da contattare i sindaci per delle attività di sanificazione. Noi suggeriamo di fare uno spargimento di acqua, una soluzione acquosa al 5% di ipoclorito di sodio di varachina, quindi acqua più varachina al 5%. Vi devo dire che questa mattina mi sono sentito anche peraltro col presidente nazionale di Coldiretti, Prandini, stamattina presto, perché poi loro hanno tutti i loro agricoltori in zone nelle quali si produce la vite. Ringraziare Dio che adesso abbiamo i produttori di vino, perché hanno l'atomizzatore, per cui possono riempire gli atomizzatori e andare in giro di notte a spruzzare acqua e varachina sui viali dei nostri paesi. Il che, attenzione, non è la soluzione, però in una visione di un mosaico questo è un piccolo tassellino che va bene. Se si riesce, non basta ma aiuta, se si riesce a fare ben venga. Adesso ovviamente i sindaci si attrezzeranno, chi può, chi non può. Ringrazio tutti i sindaci. So che alcuni si sono attrezzati anche con la macchina della protezione civile e il megafono per dire state a casa, eccetera. Rifatelo, fatelo più che potete. I sindaci sono assolutamente in squadra, stanno lavorando bene ed evitano le polemiche, a differenza di qualcun altro che giustamente non ha niente da fare e quindi fa polemiche. Adesso io, scusate colleghi, andrei con i quotidiani che stanno attendendo da tempo. Allora, per quanto riguarda le modalità di un eventuale, quello che la Tantan definisce il fuoco di fuoco, compreso la proibizione che De Luca ha già deciso sulle passeggiate domenicali, lei ha già risposto abbondantemente. L'amico Lucimoro chiede se questi tamponi verranno allargati anche a tutto il personale sanitario. Mi pare che abbiamo... Ecco, ci aggiungerei non anche, ma dal personale sanitario. Vabbè, cioè, il nostro grande valore in questa battaglia è il personale sanitario. Certo, e
brillantemente, il dice Minazzi dell'ANSA, il piano straordinario degli ospedali rimane però in stand-by fortunatamente. Beh, stiamo attivando anche il primo warning su Villafranca, questo ve lo dico perché si sta muovendo Verona. Schiavonia sì, Schiavonia è partito il warning anche perché ve l'ho già detto ieri, per coprire diciamo i malati che escono dall'azienda ospedaliera, però adesso stamattina il primo warning sul veronese, su Villafranca, perché Verona si sta impennando. L'ANSA pone due domande: uno, se sul progetto tamponi, sia quelli nostri sia quelli a tappeto del professor Crisanti, lei cerca comunque un'intesa con l'altra regione, col governo, per renderlo un processo. Ma guardate, sono scelte e tutte le regioni, Lombardia compresa, fanno scelte legittime che poi uno riesce a far su misura in base anche alla natura dei territori e al tipo di organizzazione della sanità. Per cui evitate contrapposizioni o confronti tra i modelli, perché tutti i modelli sono validi. Quello di Johnson, che io non condivido, ma è un modello scientifico, che è quello dell'immunità di gregge. Uno dice muoiono tutti quelli che devono morire e dopodiché avremo tutti le... Sì, però noi a queste stragi qua non vogliamo partecipare eticamente e moralmente. Per cui qui da me in Veneto un cittadino mi ha chiesto: lei dovrebbe fare come Johnson. Io dico si trasferisca alla residenza perché è nel posto sbagliato. Così gli ho risposto. Sempre il collega Guoso dell'ANSA dice che il quarto giorno che è senza casi di positività. Come lo valutate e se è la dimostrazione? È la prova provata che il sistema dei tamponi, se riuscissimo, ma non ce la faremo mai per assurdo farli a tutti, è la prova provata che il sistema funziona. Vo ha avuto i primi 2 casi, abbiamo fatto i tamponi a tutti su mia volontà, perché i professoroni dicevano che era sbagliato, gli hanno fatto 3.000 tamponi. Alla fine la contabilità sono stati 66 casi positivi, di gente che non c'entrava niente con i primi coi 2 contagiati. I 66 li abbiamo isolati per 14 giorni, alla fine abbiamo portato a casa 6 positivi. Chiusa la partita, Vo è il posto più sano dell'Italia. Dice sempre la RATAC che il coprifuoco eventuale impone anche di spegnere le luci, ha un comportamento pesante. Sai, io dico una roba che ho apprezzato ed è da brivido quello che ho visto dai terrazzini a mezzogiorno ieri, cioè è molto, io la vedo bene questa iniziativa, però posso dire una roba, siccome ho visto anche alcune situazioni, quando i terrazzini sono gomito a gomito, io eviterei di andare fuori, quantomeno datevi il turno prima uno dopo l'altro, perché vuol dire proprio veramente farsi male da soli. Cioè vi ricordo che scientificamente non è che possiamo fermarci al metro, può essere 1,20 m, 1,5 m, 2 metri, 2,5 m, dipende dall'aria, dalla brezza, dalla carica di virus che ha la persona che ti infetta, da un sacco di robe. Cerchiamo di capire che non siamo dall'ingegnere qui. Le ultime 2 domande, sempre la Nathan dice: abbiamo assistito a comportamenti diversi, a Jesolo spiagge vuote, a Padova assembramenti. A Jesolo spiagge vuote perché la gente non può muoversi in macchina. Allora, le ordinanze restrittive si possono applicare, però è giusto che noi diamo copertura ai sindaci, perché i sindaci non possono essere esposti a maree di ricorsi, denunce o quant'altro, e qui si parla di limitazione della libertà personale. Quindi assolutamente ci sono già delle direttive del Ministero degli Interni. Penso che nella costruzione del prossimo provvedimento post 25 marzo, e se volete la mia opinione, quantomeno va reiterato, perché pensare di aprire tutto il 25 marzo vuol dire non aver visto i dati, e bisogna assolutamente costruire un provvedimento che sia ancora più restrittivo. Vi confermo che oggi siamo andati a controllare le prime aziende in Veneto con le Spisa per verificare i dispositivi. Non lo so, non lo so perché abbiamo fatto la videoconferenza alle 10 stamattina, erano fuori, hanno iniziato dalle grandi aziende e comunico alle imprese che non è volontà di persecuzione, ma lo faranno tutti i giorni, partendo dalle grandi e poi andando a random anche sulle piccole aziende. Prego? Sì, vi daremo risultati. So che alcuni di voi hanno chiesto di accompagnare gli ispettori. Mi dovete scusare, ma non lo troviamo corretto nei confronti di chi viene controllato e viene messo alla gogna. È un controllo che peraltro è a sorpresa, per cui a sorpresa deve esserci per tutti, presentarsi lì con la televisione. Capisco le esigenze, però non possiamo farlo.
Sì, sì. Quanti Sì, sì. dicevi stamattina più o meno in quali province? Dappertutto. Scusa, avrei un'ultima domanda, poi mi lascio ancora l'ultimissima su WhatsApp. Il sindaco di Jesolo dice che ha, il collega Guerretta, ha problemi con gli operai dei cantieri per ripristinare spiagge e chioschi in vista della stagione. Loro lavorano, ma è difficile rispettare il restante, lui vorrebbe chiuderli per un paio di settimane, si tratta di centinaia di persone. Cioè risistemazione a spiagge. Ma guardate, allora, i cantieri per la sistemazione delle spiagge prevedono l'utilizzo del dispositivo del DP della mascherina. A quel punto, quando uno ha una mascherina, cioè, capiamoci, se l'attività è un'attività necessaria, penso che il tema delle spiagge e il ripascimento ci faccia anche sperare che si ritorni alla normalità. Allora io penso che sia più in pericolo un medico col dispositivo in ospedale di uno che lavora in spiaggia per il ripristino della spiaggia. Dopodiché il sindaco ha l'autorità per poter fare anche delle scelte diverse. Mi ha segnalato questi discorsi, il vero tema è che ci siano i dispositivi. I sindacati hanno fatto un accordo a livello nazionale col governo di tenere aperto tutte le attività produttive che hanno modo di garantire ai propri lavoratori i dispositivi. Se in spiaggia i lavoratori non hanno i dispositivi, vuol dire che le aziende devono chiudere, punto. Un dettaglio ancora sui tamponi, che mi sembra una questione molto importante. Sì. L'appunto mi dice che attualmente siamo a una capacità, dicevi, di 3.200 a 3.300 al giorno, e che hai chiesto alle microbiologie di arrivare a farne 12.000. Sì. Sì, sì, me l'hanno confermato questa mattina, adesso vengono trasferiti molti lavoratori dal laboratorio analisi alle microbiologie, visto e considerato che abbiamo contratto l'attività, facciamo solo le urgenze, e quindi il nuovo piano che ci hanno presentato le microbiologie del Veneto è di 11.330, 11.500. Allora queste sono le microbiologie degli ospedali hub regionali, a queste si aggiunge il lavoro scientifico del professor Crisanti, che ci dice a voce che lui riesce a metterne in piedi in altri 10.000 al giorno. Quindi se funzionasse questa macchina andiamo via a una media di 20.000 tamponi al giorno. Ma con che tempi pensi che si possa arrivare a questo obiettivo? Ma penso una settimana dovremmo essere a regime. Grazie. Grazie, vi lascio l'assessore Lanzarin e l'assessore Montalcini, qualcuno aveva delle domande. Allora queste, ben ritrovati, riprendiamo la edizione straordinaria, ovviamente dopo questo il passaggio cruciale dell'intervento di Luca Zaia. Fra poco sentiremo anche le parole dell'assessore Lanzarin alla sanità e l'assessore Bottacin alla protezione civile. Abbiamo al telefono, a proposito dell'assessore Bottacin, Tiziana Bolognani. Buon pomeriggio Tiziana. Buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa ma anche via streaming. Ti chiedo 15 secondi solo di attesa, un secondo, poi veniamo da te, perché allora avete sentito le cose focali di oggi che ha detto Zaia. Da una parte chiedo più restrizioni al governo, anche per mettere, diciamo, in sicurezza i sindaci che si trovano appunto a dover intervenire spesso e volentieri, e quindi ha parlato di centri commerciali chiusi la domenica, ma anche delle famose passeggiate, e poi l'operazione tamponi. A proposito dell'operazione tamponi, l'obiettivo, diceva, è quello di passare da 3.200 tamponi al giorno a oltre 11.000. Vi faccio vedere nel dettaglio qual è il piano per le varie ULS. Il primo numero è il tampone che viene effettuato, la potenzialità, insomma, il tampone che viene effettuato, la possibilità del numero di tamponi ogni giorno nelle varie ULS, e il numero a fianco è invece quello che si deve arrivare a fare, quindi è da 250 a 360 per l'ULS 1, l'ULS 2 da 360 a 1800 al giorno, l'ULS 6 da 240 a 1200, l'ULS 7 da 160 a 320, l'ULS 3 da 300 a 1800 e via discorrendo, ULS 8, ULS 4, ULS 9, ULS 5, e poi l'azienda ospedaliera da 1200 a 2004 e Verona azienda da 2,4 a 1.680. Insomma, la capacità attuale 3.200, lo vedete, l'obiettivo 11.330 come capacità futura. Questo elemento è importante appunto per riuscire a dare maggiore copertura di tamponi e quindi di poter garantire un controllo per gli infermieri, i medici, gli ospiti delle case di riposo, i medici di base, coloro che poi presentano i sintomi, insomma la maggiore copertura possibile.
Allora, Tiziana Bolognani, un intervento importante perché ha a che fare con, a proposito di controlli, a proposito di restrizioni, con le cosiddette seconde case in montagna, è così? Sì, perché come sapete venerdì sono iniziati i controlli a tappeto in tutta la provincia di Belluno, che è stata presidiata da oltre 140 pattuglie, e i controlli effettivamente degli irriducibili nei confronti degli irriducibili hanno portato anche a sanzioni pesanti. Sono 43 le persone sanzionate ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, cioè per non avere rispettato le disposizioni contenute nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su circa 800 persone controllate. Quindi vuol dire che comunque c'è sempre chi tenta di fare il furbetto. Chi ha fatto il furbetto voleva evidentemente raggiungere la propria abitazione. Bene, siccome nel decreto con tutta evidenza probabilmente, anzi facilmente può essere interpretato in maniera differente dall'intenzione, si pensa, l'assessore regionale Bottacin ha chiesto al governo di modificare il decreto per quanto riguarda i rientri, quindi gli spostamenti che sono consentiti per raggiungere il proprio domicilio, la propria residenza o la propria abitazione. Bottacin in sostanza chiede che questo venga garantito solo se a quell'indirizzo il soggetto che si sta spostando ha il medico di base. Questo che cosa significa? Evidentemente questa richiesta va nell'interesse di chi è andato nella sua seconda casa, non rendendosi conto che è andato nella sua seconda casa prima del decreto, quindi prima del 9 di marzo, non rendendosi conto che ad esempio in caso di necessità questa persona non avrebbe neppure la possibilità di avere l'assistenza del medico di base, e ci sembra un intervento come dire, importante e di buon senso, e che soprattutto va anche nelle indicazioni, quelle generali, che continuano ad emergere con grandissima forza anche in queste ultime ore. Ho appena risentito l'intervento del governatore Zaia a proposito dell'invito in senso categorico assoluto di restare nelle proprie abitazioni, addirittura di arrivare a vietare le passeggiate, che vi posso garantire continuano anche nel bellunese, con situazioni che stanno segnalando come dire, al limite dell'imbarazzo. Insomma, sono le persone che sono convinte che possono uscire a prendere aria e magari si incontrano in luoghi più o meno affollati. Ve l'avevo già ricordato nei giorni scorsi, alcuni sindaci hanno optato per la chiusura dei parchi, perché si era notato un afflusso sconsiderato di ragazzini ma anche di adulti, e per esempio il sindaco di Ponte nelle Alpi ha detto insomma, è bene capire e sapere che non siamo in estate, non siamo in un periodo di vacanze, questo è un periodo di restrizione, queste indicazioni sono state date per il rispetto della nostra salute, della salute dei nostri cari e dei nostri contatti più stretti. A proposito dei contatti, io volevo solo farvi presente che per esempio nel bollettino delle 8:30 di questa mattina di Azienda Zero abbiamo notato un discreto aumento del numero dei positivi, 19 in più rispetto a ieri. Oggi sono alle 8:30, erano 101, e a ieri sono stati registrati 3 decessi, ma anche abbiamo avuto il raddoppio dei ricoveri in terapia intensiva. Erano 2 ieri e sono 4 questa mattina. Sono invece ricoverati in area critica 14 persone, e sono 3 in meno rispetto a ieri, e molto probabilmente abbiamo ragione di ritenere che queste persone, quelle che mancano all'appello, potrebbero essere state ricoverate in terapia intensiva, quindi potrebbero aver avuto un peggioramento delle loro condizioni di salute. Devo peraltro dirvi, a proposito dei controlli, se posso, che vi dicevo dell'operazione
che è stata denominata state a casa e non ha chiaramente ragione d'essere spiegata, che anche questa mattina i controlli sono proseguiti e proseguono senza soluzione di continuità. Abbiamo visto nel piazzale della stazione il personale della POL per intercettare i passanti, chiedere documenti e autocertificazione. Ecco, ricordiamo che se per caso una persona non ha con sé l'autocertificazione, la polizia o i carabinieri o la Guardia di Finanza o la polizia locale ha il documento che deve essere compilato, ma ricordiamoci pure che se uno dichiara di andare a fare la spesa potrebbe anche essere richiesto lo scontrino per verificare che questa uscita sia stata causata proprio da un motivo di necessità. Siamo stati anche a vedere, a controllare la situazione all'esterno dei supermercati, bene dopo la ressa della giornata di sabato e un discreto movimento nella giornata di ieri, giornata domenicale. Questa mattina insomma la situazione era un po' più tranquilla, abbiamo parlato con più di qualche direttore che ci ha detto che il personale che lavora all'interno del supermercato ligio alle regole, cioè tutti indossano la mascherina, rispettano le distanze di sicurezza, chi invece entra all'interno del supermercato talvolta si scorda pure di disinfettarsi le mani con i disinfettanti, con i detergenti che sono lasciati all'ingresso per l'appunto di questi punti vendita, e magari non usano neppure la mascherina, si fermano in mezzo alle corsie. Insomma, c'è bisogno evidentemente probabilmente di una sterzata anche per far capire che la situazione è complicata, che magari il punto quello di non ritorno ancora non è stato raggiunto, e quindi bisogna porre attenzione. Addirittura oggi l'ULSS Dolomiti ha comunicato ai cittadini che ha comunicato ai cittadini l'invio a domicilio, quindi per posta, dei referti di laboratorio e degli esami strumentali che normalmente non sono accessibili online e che i cittadini devono andare a ritirarli direttamente in ospedale. Ecco, per evitare il via vai dall'ospedale, l'ULSS ha deciso di spedire i referti a casa. Anche questa mi sembra una misura un'iniziativa ulteriore, esatto, certo. Una buona iniziativa. E a proposito di ULSS però vi devo dare anche una buona notizia, una notizia carina, perché tra le tante cose brutte di cui ci troviamo a parlare e a verificare durante queste giornate ci sono anche le iniziative che vanno anche come quelle che avete già fatto vedere, che vanno dai flash mob, la musica, le suonate nei balconi eccetera, però c'è anche un pensiero nei confronti di chi in questo momento è costretto nelle aree di degenza Covid, e all'ospedale di Belluno così come all'ospedale di Feltre le aree di degenza sono state dotate di smartphone attraverso i quali i sanitari possono aiutare i pazienti a mettersi in contatto con i propri cari in maniera virtuale, insomma dare la possibilità ai pazienti che sono in isolamento, soprattutto pensiamo agli anziani, di poter dialogare con gli affetti. È una piccola cosa, ma evidentemente è un gesto di grande attenzione e di grande umanità in un momento di estrema difficoltà. Nicola. Grazie allora Tiziana per questa ampia panoramica da Belluno, ma non solo, e anche per le importanti precisazioni appunto sulla questione delle seconde case. Grazie, poi questa sera vedremo ovviamente anche i tuoi servizi da Belluno nello specifico nel corso sia del telegiornale del Veneto che del telegiornale di Treviso. Allora, grazie a Tiziana Bolognani, io sto cercando di collegarmi, fra poco ci collegheremo via Skype con il sottosegretario dell'Economia e delle Finanze Pierpaolo Baretta, così possiamo commentare, lo sto cercando, vediamo... dovrebbe esserci fra poco, eccolo qui. Allora nel frattempo così commentiamo un po' anche il decreto Cura Italia. Avete visto, abbiamo proposto in diretta la conferenza stampa del Premier Conte assieme al Ministro dell'Economia Gualtieri, il Ministro del Lavoro Catalfo, e le varie misure del decreto Cura Italia.
Nel frattempo, a proposito di controlli, c'è questa notizia, insomma, le sfaccettature della situazione paradossale di questi giorni. A Verona un uomo di 55 anni è stato arrestato a Verona dopo essere entrato in un supermercato urlando "sono positivo", creando scompiglio tra i dipendenti e le persone che facevano acquisti. Era stato il personale della Protezione Civile a segnalarlo, le forze dell'ordine, la presenza di una persona in stato di agitazione che si era già scagliato contro di loro. Giunti sul posto, i carabinieri hanno tentato di tranquillizzare tutti, mentre il 55enne cercava di sottrarsi al controllo spingendo più volte i militari. Alla fine è stato bloccato e tratto in arresto. L'uomo, che appariva in perfetto stato di salute, dovrà rispondere di procurato allarme messo in un primo tempo domiciliare. L'uomo è comparso poi in tribunale nel rito direttissimo, che ha convalidato il suo arresto. Insomma, è entrato in supermercato dicendo "sono positivo". Anche questo si vede nei giorni di questa emergenza, davvero incredibile. Allora riproviamo a ricontattare il sottosegretario Baretta, vediamo se ci risponde. Allora, nel frattempo noi abbiamo visto tanti appelli in queste ore. Fra poco ve ne farò vedere uno da Facebook, di una donna di Treviso, in una pagina Facebook di Treviso, che lancia un appello, ed è figlia, lo dice lei, di una persona immunodepressa, ma questa mattina ve lo riproponiamo perché è forte. Vi facciamo sentire l'appello che ha lanciato sempre da Facebook il senatore veronese Stefano Bertacco, un appello importante, lui che sta combattendo contro un male da qualche mese, un appello importante che diventa anche una sorta di sfogo. Allora vediamo l'appello sfogo del senatore Bertacco, numero 23 della scaletta, lo dico alla regia. Vediamo se c'è. Stefano Bertacco è un senatore veronese di Fratelli d'Italia, è un senatore ma anche assessore a Verona, e lancia questo appello che è anche uno sfogo. Sentite. Ciao a tutti, sono Stefano Bertacco, senatore della Repubblica e assessore ai servizi sociali del Comune di Verona. È la prima volta che pubblico un mio video su Facebook, ma dopo aver visto pochi minuti fa il video del sindaco Sborina, ho pensato che fosse corretto fare questo video. È da novembre che combatto con un cancro. Sono 12 giorni che resto a casa per il problema del coronavirus, e oggi per l'ennesima volta sento che sul lago di Garda, da Peschiera fino a Garda, è pieno di gente, che la gente corre sul Lungadige, che la gente non sta in casa e non rinuncia a nulla per il proprio egoismo, per il proprio disinteresse verso gli altri, verso chi oggi è in strada, negli ospedali, nelle sale di rianimazione, per cercare di salvare vite umane. E voi cosa fate? E compromettete tante altre. Credete che non abbia voglia nemmeno io di andare a fare una passeggiata? Potrei giustificarlo pensando, non so ancora quale sarà l'esito della mia malattia, e forse potrebbe essere una delle ultime passeggiate che potrei fare. E invece sono qua, a casa, resto a casa, perché ho troppo rispetto delle persone e soprattutto della vita altrui. Allora fatela finita, perché ve lo dico chiaramente, in maniera molto diretta, mi fate schifo. Non potete essere così chiusi, ottusi, a non vedere, a non capire che siamo in una situazione difficile, drammatica. Le persone continuano a morire negli ospedali e voi cosa fate? Alimentate la catena del contagio. Oggi stiamo pagando, con i numeri del Veneto, con i numeri anche di Verona, l'ultimo folle fine settimana scorso, dove gli assembramenti sono stati tantissimi. Ma voi pensate che sempre tocchi agli altri? Guardate che non è così, la vita è strana. Può cambiare in 10 secondi e rendervi ciò che oggi è bello tutto molto brutto.
Io ve lo dico, non credo di essere il più stupido a restare a casa, credo di essere solo una persona normodotata che ha fatto della sua vita la parola responsabilità, una parola concreta, una parola vera. Ora mi aspetto da tutti voi, da tutti coloro che vedranno questo video, una risposta seria, una risposta di vita, ma soprattutto la volontà e la capacità di essere persone responsabili. Ciao a tutti. Parole forti quelle del senatore Bertacco, insomma, che dice voi che continuate, mi fate schifo, insomma è uno sfogo forte. Un altro appello invece lo troviamo sulla pagina Facebook La Bella Treviso, è di Lisa Gagliazzo, adesso lo vediamo subito, ed è l'appello di questa figlia, aspettate un attimo, è l'appello di questa figlia che dice, insomma, io ho persone care che hanno dei problemi, vi prego restate a casa. Adesso ve lo faccio vedere nell'intero, eccolo qui, sentite. Ho pensato a lungo prima di fare questo video, perché chi mi conosce sa quanto io sia riservata, però sono arrivata a un punto che ci voglio mettere la faccia e quindi mandare questo mio piccolo messaggio, e se arriverà solo un'unica persona tra i miei contatti ne sarò felice e vi ringrazio. Chi sono io per lanciare un messaggio, tra l'altro facilmente deduttibile? Non sono nessuno, non sono un artista, non sono una persona nota, non sono un influencer, non sono proprio nessuno. Però scusatemi, io sono la figlia di una persona immunodepressa. Mia mamma è immunodepressa. Sta succedendo qualcosa, scusate, qualcosa, è partito qualche chiamata, adesso vediamo un attimo, qualcuno sta chiamando, eccolo qui, eccolo qua, eccolo qui, vediamo, abbiate pazienza, ecco io lo vedo, eccolo qui, stava chiamando, dopo risentiremo l'appello della signora, sì, adesso tiro via questo, eccoci qua. Ovviamente tutto in diretta, per cui eccoci qua. Io vedo il sottosegretario Baretta, mi scusi, ma stavamo procedendo sempre online su Facebook. Allora, buon pomeriggio intanto, buon pomeriggio. Grazie anche a voi. Allora, il decreto è stato approvato, Cura Italia, abbiamo visto insomma in diretta l'esposizione degli articoli principali sia dal Premier Conte che dal Ministro Gualtieri e Ministro Catalfo. Insomma, qual è secondo lei l'accento più importante di questo decreto? Direi che sono due. Il primo è l'intervento a sostegno della sanità, 3 miliardi e mezzo per dare una mano, contribuire, sostenere i nostri medici e personale sanitario che sono veramente in prima linea, encomiabili, sia per dare loro strumentazione necessaria, si parla molto, le mascherine, i respiratori, ma sia anche per poter assumere del personale, sia pure transitoriamente, e anche per pagare gli straordinari, insomma, fare un investimento forte sulla sanità. Il secondo è lavoro impresa, e questo è articolato su più mosse. La prima è quella di sospendere i pagamenti delle tasse, già oggi ce n'erano, e sospendere i mutui, molto importante per le imprese oltre che per le famiglie, la sospensione dei mutui, e poi un intervento massiccio sulla cassa integrazione guadagni estesa a tutti i settori, anche a quelli che oggi non ce l'hanno, penso ad esempio al turismo e all'alberghiero nel nostro territorio, o anche al settore dei trasporti, e in maniera tale che nessuno perde il lavoro. Poi un assegno di 600 euro a tutti gli autonomi, sono circa 4 milioni di persone che avranno questo ristoro immediato per il mese di marzo, e poi un intervento alle famiglie in modo tale che chi deve andare a lavorare e ha i figli a casa possa usufruire dei congedi parentali o dei voucher per poter prendere del babysitter. Quindi un intervento a tutto campo per tamponare questa situazione di emergenza e per gestirla con tutte anche la comprensione di un fenomeno in movimento. Questo l'abbiamo chiamato decreto marzo tecnicamente, perché sappiamo già che ne dovremmo fare un altro ad aprile,
vogliamo quindi avere un rapporto costante anche con le associazioni del lavoro e dell'impresa. Ecco, l'ha detto anche il Premier Conte, questo è il primo passo, l'hanno detto un po' tutti, quindi sarà il primo di numerosi interventi, è così? Ci auguriamo non numerosi, nel senso che speriamo che mettere sotto controllo il virus, ma sicuramente tutti quelli che serviranno come interventi sì, certamente un altro ad aprile è sicuro, probabilmente un altro a maggio in ogni caso, poi dopo speriamo di poterci occupare degli investimenti per ripartire più che di quelli per tamponare e aiutare. Ecco, chiaramente non è facile comprenderlo, ma su questo, sul dopo, perché noi speriamo che c'è ovviamente il prima possibile un dopo, su questo c'è già uno scenario? Ma diciamo, intanto stiamo imparando delle cose in questa tragedia. La prima cosa che stiamo imparando è che la comunicazione digitale sta diventando e deve diventare una forma normale. Lo è sicuramente per un settore come il vostro, che è considerato da noi un servizio essenziale, ma lo è anche nel lavoro. Abbiamo favorito molto il lavoro a distanza, anche nel decreto ci sono degli incentivi per lavorare a distanza e quindi grandi investimenti per superare il gap digitale. Noi siamo un paese che è ancora indietro su questo. Il secondo è rafforzare le qualità del nostro paese. Noi siamo un paese che è il secondo paese manifatturiero d'Europa, guai a perdere questa caratteristica, ma che è uno dei primi al mondo per patrimonio artistico ed ha ad esempio una filiera agroalimentare straordinariamente competitiva. Quindi affinare l'idea di qual è lo sviluppo del nostro paese. Sembra un po' paradossale doverne parlare in queste ore, invece è bene che se con una mano e con tutte e due le mani si tampona la situazione, dall'altro si dia fiducia alle imprese e ai lavoratori, sapendo che non rinunceremo a un investimento massiccio sul nostro futuro. Senta, se ce lo può dire, insomma, noi sappiamo che questo decreto prima di arrivare al Consiglio dei Ministri, insomma, ed essere approvato, è stato limato più volte, rivisto, discusso. Qual era l'elemento di maggiore discussione, l'ostacolo se c'era? No, più che un ostacolo c'è stata una progressione, una presa di coscienza progressiva sulla dimensione dell'investimento. Come qualcuno ricorderà, noi una settimana fa, non un mese fa, una settimana fa, prima dell'annuncio di generalizzare a tutto il Paese, avevamo fatto una prima stima di 3 miliardi e mezzo, poi eravamo andati a 7 miliardi e mezzo e poi abbiamo saggiamente in una notte cambiato posizione e chiesto al Parlamento di finanziarci 25 miliardi. Pensavamo di non spenderli tutti in questo primo decreto, di spenderne qualcosa più della metà e conservare un po' di riserva, ma la situazione analizzata era tale che ci ha consigliato di investire tutto, quindi tutti i 25 miliardi li abbiamo messi a disposizione, li abbiamo messi nel decreto e questa progressione la dice lunga perché è parallela al peggioramento della situazione sanitaria. Quindi la vera discussione è stata questa e poi, come è ovvio, il tentativo mi pare abbastanza riuscito di coprire un po' tutti, non lasciare nessuno senza risposta. Senta, adesso allora sul piatto c'è questo strumento importante, questa è l'Italia che è stata lodata da più parti, insomma, adesso lo dicevo anche ieri, ne parlavamo ieri con il ministro D'Incà, la frase come ha fatto l'Italia sembra diventato un po' ritornello in Europa e non solo, a parte l'Inghilterra. Magari dopo le chiedo anche dell'Inghilterra cosa ne pensa, ma la questione è questa, i messaggi dell'Europa di questi giorni da parte dell'Unione Europea, ma poi anche i messaggi della BCE, se ne è parlato molto in questi giorni, insomma le polemiche sono riverberate ovviamente anche qui, cosa ne pensa? Ma diciamo c'è un crescendo probabilmente legato anche alla presa di coscienza che il problema del virus non è soltanto italiano, c'è un crescendo anche di attenzione da parte delle altre cancellerie europee e anche della stessa comunità. Certamente la frase della signora Lagarde è stata infelice,
e l'effetto lo si è visto sulle borse, però immediatamente dopo anche per la presa di coscienza della presa di posizione del nostro Presidente della Repubblica, la stessa Presidente dell'Unione Europea ha posto nuove condizioni, la stessa cancelleria tedesca ne sta parlando. La mia impressione è oggi in questo momento, proprio in questo momento è in corso il vertice tra i ministri economici europei in teleconferenza. Io penso che ci sia un salto di qualità. Lo stesso Gualtieri poco fa ha detto che il decreto di aprile dovrà contare anche su risorse europee, non soltanto su risorse italiane. Venendo alla Regione Veneto, oggi il governatore Zaia ha parlato di due cose tra le tante, a parte ha ribadito il concetto del piano di emergenza sanitaria che sta attuando il Veneto e del piano tamponi, che la soluzione, insomma, la via veneta che è diventata un po' una via da seguire, da studiare. Ha parlato anche di restrizioni, non è il suo campo ma le lo chiedo in quanto rappresentante ovviamente del governo. Zaia ha detto le restrizioni sembrano non bastare, a quanto pare chiederò nuove restrizioni al governo. Secondo lei è una via che si può arrivare a questo? Io sono d'accordo, penso che il Presidente Zaia abbia in questi giorni c'è stata qualche incertezza iniziale, ma negli ultimi giorni sta perseguendo una linea molto, molto rigorosa. È chiaro a tutti che il problema principale del contagio è legato alla vicinanza, quindi questa posizione molto netta, anche quella sui tamponi io la trovo come dire, molto seria, ma questa posizione, ieri il Presidente Zaia ha usato una frase robusta, ha detto e se no c'è il coprifuoco. Cioè bisogna far capire ai cittadini che dipende molto dalle strutture pubbliche, ma dipende molto da noi, dalle singole persone, e quindi credo che sia da sostenere una posizione così. Certo, dobbiamo conciliarla con le esigenze dei servizi essenziali, dobbiamo conciliarla con la possibilità che comunque la nostra società vada avanti, ma questo va fatto anche con regole anche nei posti di lavoro molto, molto serie e molto rigorose, ma un'idea diciamo di grande attenzione e di comunicazione della grande attenzione ai cittadini è condivisa e va sostenuta. Senta, la lascio e le faccio quest'ultima domanda, visto che comunque si parla di imprese e di famiglia, cosa vuole dire alle imprese dopo il varo di questo decreto e aspettando quello che sarà ad aprile, e cosa vuole dire alle famiglie? Prima le imprese. Ma guardi, sì, ma il messaggio è univoco. Stesso, cioè è univoco, bisogna restare uniti, accettare questa condizione faticosa, nuova, assolutamente imprevista, ma avere fiducia che tutti insieme, il governo per la sua parte, le regioni per la loro parte, i comuni, le comunità, tutte le persone, tutti gli italiani, stanno dimostrando anche al di là di qualche eccezione, ma in generale si è visto e mano a mano che i giorni passano c'è una maggiore presa di coscienza. Cioè, restando uniti e condividendo tutti questo momento di difficoltà, bisogna avere fiducia su noi stessi e avere fiducia anche sul futuro. Benissimo, grazie. Allora, buon lavoro al sottosegretario Baretta, grazie davvero, buon lavoro, grazie del suo intervento perché ci ha dato appunto un importante commento all'azione del governo che vi abbiamo proposto e che magari vi riproporremo poi ovviamente non solo con i nostri servizi ma anche nell'intervento integrale del Ministro Gualtieri e del Ministro Catalfo, quindi vedremo magari nel dettaglio quali sono le misure del governo, anche se le ha ben sintetizzate il sottosegretario Baretta. Allora fra poco poi ci collegheremo anche con Mario Pozza, non subito, sempre via Skype, perché allora sentiremo un po' le reazioni del mondo economico a queste misure, insomma, del decreto Cura Italia, l'hanno chiamato così, da Salva Italia a Cura Italia, insomma l'ipotesi iniziale era del nome Salva Italia, è stato preferito evidentemente il nome di un decreto di maggiore ottimismo. Adesso vi faccio vedere, l'aveva prima annunciato Mario Conte
ringrazio Alice Montagnier che me l'ha girato in questo momento, ringrazio ovviamente Tony Esposito in regia, poi ditemi se dimentico qualcuno, ed è allora la regia che mi avverte che c'è la pubblicità. Allora facciamo prima la pubblicità e poi vediamo il flash mob di cui aveva parlato il sindaco Mario Conte prima in collegamento via Skype, il flash mob della polizia locale e del sindaco, insomma degli agenti davanti all'ospedale di Treviso. Allora, pubblicità.